Ciao ragazzi, la Filastrocca la conoscete tutti. Veneziani grandottori, padovani grassignori, vicentini maniagati, veronesi tutti matti. Ma che cosa c'è dietro a queste rime? Che origine storica hanno? E soprattutto, se è vero, perché noi veronesi saremmo tutti matti? Bella domanda, a te sei intelligente? Grazie. Mi metto in giro? No, perché? No, sono sincero. No, perché te conosco, socite sì. No, guarda, veramente mi tomato. Vedito che te me dai ragione allora. Vedito. Per dirimere questa questione, un amico, Italo Martinelli, ci ha scritto un libro. Eccolo qua. Pensate un po'. Veronesi tutti matti. Quindi è giusto chiedere a lui perché siamo tutti matti. È difficile rispondere e difatti tanti se lo sono chiesti, ma mai hanno cercato di approfondire il perché di questa nomea che viene data ai veronesi. Io ho cercato di farlo introducendo alcuni elementi un po' generali che potessero in qualche modo spiegarlo. In realtà le motivazioni più semplici sono quelle dell'area del Baldo, così frizzante qui dietro, e dei tanti grappini e anche bicchieri di vino che vengono bevuti, ma vedremo che invece ci sono delle motivazioni forse un po' più profonde. Ci siamo dati appuntamento davanti alla Basilica di San Zeno. Perché questo portale ha una relazione diretta con il detto veronesi tutti matti? Perché tra le tante caratteristiche particolari e peculiari proprio del matto abbiamo proprio quello di avere degli animali caratteristici che sempre lo accompagnano. Il primo tra tutti questi animali, assieme al gallo, assieme al maiale, ma il principe di tutti questi animali è proprio l'asino, il quale però ha delle caratteristiche straordinarie, non soltanto per le lunghe orecchie, non per i grandi genitali, ma soprattutto perché è un animale di vento, è un animale che si pasce proprio del vento e soprattutto è indice di abbondanza, di fertilità. Qui per esempio, se ti avvicini, lo potete vedere rappresentato, e così l'hanno visto rappresentato per millenni i sanzenati, e lo vedi rappresentato proprio in questa faccia così molto umile, così molto semplice, in questo muso quasi dismesso dove sta accompagnando Giuseppe e Maria il bambino mentre stanno fuggendo verso l'Egitto. Ecco che quindi la figura dell'asino è stata recuperata anche durante l'epoca cristiana, soprattutto per quelle che invece sono le sue caratteristiche positive, che sono proprio la mitezza, la dolcezza e quella di essere anche così sempre a disposizione. Naturalmente la festa per eccellenza del matto o dei matti è il carnevale, che è un segno di cambiamento, è un qualcosa che attinge ad una radice storica molto profonda, che arriva da dove, Italo? Ma sulla parola carnevale sono stati scritti centinaia e migliaia di testi e il togliere la carne sicuramente non è la sua etimologia più corretta. Carnevale probabilmente deriva proprio da un carrus navalis, quindi un carro montato, una nave montata su un carro. Ma che cosa sono i carri allegorici della nostra sfilata? E l'idea era proprio quella di una festa legata proprio al momento di cambiamento della stagione. Un elemento fondamentale, sostanziale proprio di questa festa è proprio quello del vento. È il vento che fa cambiare le stagioni, non è la rotazione della Terra in realtà, ma sono proprio i venti che portano cambiamento, portano una nuova stagione, ed era proprio questo, ed è proprio legato al vento anche il tema del folle, come dicevamo prima, del pazzo, chi ha in testa soprattutto il vento e quindi si pasce di venti, è ai 420 come si suol dire. Il vento che scompagina anche i capelli di papà del gnocco, ispirati anche quelli da una scultura sempre qui sul portale, vero? Sì, è verissimo, bellissima questa cosa, perché proprio qui dietro alle mie spalle c'è uno dei famosi, uno tra i più belli tra l'altro, calendari di pietra, quelli dedicati al cambio della stagione e al percorso che si crea durante tutto l'anno. E come tu sai, i calendari una volta non iniziavano col mese di gennaio, ma iniziavano sempre col mese di marzo, tanto è vero che in questo modo ci ritroviamo con ottobre, novembre e dicembre proprio con i numeri giusti anche dei mesi. Qui tu lo trovi rappresentato proprio sul portale, è il cosiddetto marzo dei venti e l'aprile degli spaventi, e lo trovi rappresentato proprio da questa formella dove addirittura questo uomo soffia in due grandi buccine e ha tutti i capelli scompaginati da questo vento che se non ci fosse non ci sarebbe nemmeno il cambio di stagione, quindi anche il rinnovamento della natura, perché la festa di carnevale era proprio una festa legata al rinnovamento della natura. E poi sempre qui vicino alla Basilica di San Zeno ci sono i due simboli importanti delle origini del carnevale veronese. Certo. E la prima è proprio la pietra che abbiamo qui dietro, che è dove Tommaso da Vico
distribuiva i beni ai poveri, vero? Esatto, 1530, 490 baccanale del gnocco veronese, e prende proprio l'origine da questa distribuzione che venne fatta in un momento di grande carestia, in un momento di grande crisi che tutto il quartiere stava attraversando. Proprio si cercò, per placare l'ira della popolazione, di inventarsi qualcosa da poter dare da mangiare. Ci si inventò proprio questo gnocco. Dimenticate il gnocco di patate e il gnocco di farina, è un po' più il gnocco di manga della nostra tradizione, e poi si prese tutto quello che c'era, farina e acqua, ma soprattutto del gran butirro, quindi del gran burro e del gran formaggio. Tanto è vero che il carnevale non si chiama così, ma è il bacchanal del gnocco e il bacchanal del caseo. Ma la nomea di Veronesi tutti matti non è legata soltanto alla Basilica San Zeno, è legata anche ad altri personaggi della storia e anche della letteratura che riguarda Verona. Ad esempio Cangrande, con questo ghigno ritratto sulla tomba che sembra in qualche modo richiamare un'indole burlesca e spiritosa, anche se in realtà non era proprio così. Però di Cangrande si ricordano anche i fastosi ricevimenti a palazzo in cui c'era sovrabbondanza di tutto, dal cibo, dagli scherzi, truci, volgari, a volte anche con qualche orgia. Ah, peccano, sai che? Ma tasi. L'uomo, le uomo, Te molo du papine che te ro erso. No, te sarebbe amato era, no. Ancora. Così almeno raccontano le cronache. E poi l'altro personaggio è Bertoldo. Bertoldo, che è un personaggio nato dalla penna di Giulio Cesare Croce intorno al 1500, questo scrittore di San Giovanni in Persiceto, che tra l'altro annovera ancora Bertoldo come figura, come maschera tipica. Noto per la sua finezza, la sua arguzia, che gli ha permesso di sopravvivere anche in situazioni particolarmente difficili e delicate, ed è per questo che fu preso e messo a corte direttamente da Re Alboino, che lo volle sempre al suo fianco. Certo che ne sai tante di cose anche tu riguardo il carnevale, hai proprio studiato bene allora. Lunghi studi approfonditi, certo. Pagina 87, riga 51. Grazie. E adesso andiamo da Papà del Gnocco. Anche l'abito di Papà del Gnocco racconta tante storie e tanti segreti di questa maschera, vero? Sì, innanzitutto nel suo nome, perché sarebbe meglio chiamarlo il re dei maccaroni. Il maccarone era proprio quel maccus da cui deriva anche matto, questa poltiglia di acqua e farina che di cui i romani si cibavano soprattutto nei momenti legati alle feste dei loro morti. E tutto l'abito richiama proprio il fatto che quest'uomo, che questa maschera è un re degli inferi. Abbiamo parlato prima della capigliatura, di questa lunga barba che è mossa continuamente dal vento, poi trovi questo che in realtà è il suo scettro, ma il suo vero scettro sarebbe una rocca filatoria, così pure come tutto il suo cappello, che in questo caso richiama quello che era all'inizio del baccanale veronese, era proprio il grande palco che veniva montato qui in piazza, dove si svolgeva la grande macca, quindi il mangiare a macca, il momento della cuccagna, dove tutti potevano essere lieti, potevano essere felici, però attenzione, potevano essere per un giorno solo, perché poi il re il giorno dopo riconsegnava le chiavi della città al rettore veneziano e tutto rientrava nella normalità. E vi do un consiglio: se comprate questo libro, non limitatevi a leggere, guardate anche le foto, perché anche quelle rispecchiano il titolo. Foto assolutamente non banali e con didascalie molto divertenti, curate, culturalmente forti e tete sbondoli da ridere. E l'ultimo pensiero è dedicato a Piero Robbi, uno di quei matti veronesi, ma matti nel senso genuino, uno che per 40 anni è stato il papà del gnocco. E con l'Italo ci rivedremo molto, ma molto presto. A presto. Ciao ragazzi.